Hanno votato in 69, favorevoli 61, contrari 3, astenuti 5, con l'88%. La CGIL Trevigiana ha il suo nuovo segretario provinciale. Con il passaggio di Giacomo Vendrame alla direzione regionale, il nuovo volto all'apice di Via Dandolo è Mauro Visentin, 53 anni, di Noventa di Piave, che entra nel mondo del lavoro come operaio del gas e nel sindacato giusto 20 anni fa come funzionario. Dal 2011 è stato dirigente del settore edilizia e del legno della CGIL Trevigiana, dove da quest'anno è entrato nella segreteria provinciale. Non un passaggio al buio, quindi, per il sindacato più rappresentativo della Marca e non solo. È ovvio che rappresentare la prima Camera del Lavoro del Veneto e rappresentare 78.000 tesserati non è una roba che capita tutti i giorni. Per molti una successione in continuità, anche se il neo segretario ha le idee chiare sui primi interventi. Il lavoro da fare è un lavoro di riallineamento del gruppo dirigente per essere pronti a rispondere alle sfide del cambiamento del mondo del lavoro. Un rinnovamento in continuità, sottolinea Visentin. Se siamo la prima Camera del Lavoro vuol dire anche che il lavoro fatto fino adesso è un lavoro positivo, mantenendo le capacità positive che ci hanno portato ai risultati di oggi. Soddisfatto dell'elezione, il segretario uscente, che lascia anche qualche consiglio. Il suggerimento è quello sempre di ascoltare tutti e poi decidere con la propria testa. Mentre dal neoeletto parte un primo messaggio forte alla politica. Noi crediamo che ai cittadini vada detta la verità, anche se è brutale, e pertanto chiediamo ai politici di essere seri e sinceri, come lo facciamo noi quando andiamo a parlare con i lavoratori.